Come succede quasi sempre in un derby, la squadra che parte favorita soccombe. È quanto è accaduto in occasione del super derby tra Venezia e Padova. La squadra allenata da Mazzia è scesa al Pierluigi Penzo di Sant'Elena, priva di tre pedini importanti, quali Franceschetti, Putelli e Galderisi, scusate se è poco, per cui Mazzia è stato costretto a schierare una formazione largamente rimaneggiata. Dall'altra parte Zaccheroni non ne ha saputo approfittare, anzi ha lasciato fuori Paolo Poggi per inserirlo negli ultimi scampoli di partita e un mastino quale Donadon per far posto a Favaretto e Roberto Rossi, forse poco adatti alla serie cadetta. Ma sentiamo i due allenatori. Ma di solito in casa mi sembra che ci capiti abbastanza spesso. Abbiamo fatto le ultime 4 partite al Penza, abbiamo raccolto un punto, probabilmente con 4 tiri in porta. Oggi è stata meglio, abbiamo giocato sicuramente meglio che con la Casertana, anche se non ci voleva molto. Ma il calcio, il risultato è legato anche agli episodi. Sicuramente il Venezia di oggi non è stato inferiore al Padova, però conta il risultato. Noi abbiamo avuto questo infortunio sul gol subito e poi non siamo più riusciti a raddrizzarla. Vuoi per demerito nostro, vuoi per la bravura del Padova, è terminata così. Ma il derby è sempre imprevedibile. Noi abbiamo giocato una partita gagliarda, ci siamo trovati in vantaggio subito ai primi minuti ed era giocoforza difendere questo vantaggio. Lo abbiamo fatto molto bene, a volte rinchiudendoci, a volte ripartendo con azioni molto rapide. Era quello che avevamo previsto, cioè elasticità nel gioco e giocare di rimessa.